tragedia ad Asseggiano, 16 anni di Spinea, muore sul colpo, ferita l'amica che si trovava in sella con lui sulla moto, la sorella. Siamo straziati. Cordoglio e rabbia per la morte del 49enne trasportatore padre di 2 ragazzi morto annegato nel canale Salso a Mestre mentre lavorava. L'IVA della CGIL inaccettabile. Sicurezza per chi lavora al mercato a Mestre, a chiederlo l'associazione di categoria dopo l'accoltellamento di un commerciante che inseguiva un ladro in via Fapanni. Continua la mobilitazione per chiedere libertà e diritti per Alberto Trentini, il cooperante del Lido di Venezia che si trova in arresto in Venezuela, per lui anche la vicinanza della CEI. 5 sì per il nostro futuro è la scritta dello striscione comparso sul ponte di Rialto nel flash mob degli studenti per promuovere il sì ai prossimi referendum. Dalle bollette alle rette di case di riposo e asili, il caro vita sta diventando sempre più drammatico per un numero crescente di famiglie venete. L'attacco del Movimento 5 Stelle alla Regione. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano lo avete sentito, la cronaca con la tragedia che si è consumata ad Asseggiano, dove ha perso la vita mentre era in sella alla sua moto Gregorio di appena 16 anni. Sabato l'addio a Spinea nella chiesa di Santa Bertilla. Oggi sul luogo della tragedia acceso un lumino. Intanto la sorella dice: siamo straziati dal dolore. Mio fratello era la mia vita, ero nata prima di lui, desideravo tanto avere un fratellino. Avevo scritto anche a Babbo Natale perché esaudisse questa mia richiesta. Gregorio era solare, sorridente, ne aveva affrontate tante e dopo la malattia era sempre in compagnia del suo bulldog, regalatogli da noi proprio perché si riprendesse dopo le lunghe cure. Era un ragazzo sportivo e amava le moto. Ora siamo straziati dal dolore. Così dalla casa di Via delle Macchine a Spinea la sorella di Gregorio Bertoli, morto a soli 16 anni qui lungo l'asfalto di Via Asseggiano, mentre in sella alla sua moto di piccola cilindrata si è scontrato nel violentissimo tamponamento contro un SUV all'angolo con Via Cecco Angiolieri il 29 gennaio dopo le 21. Con lui anche un'amica sua coetanea rimasta ferita ma non grave. Con la dinamica dell'incidente ora al vaglio della Polizia Municipale di Venezia. Oggi con le macchie di sangue ancora visibili, tra i segni gialli dei rilievi qualcuno tra i residenti ha acceso un cero. Sabato 1 febbraio alle 10:30 l'addio nella sua Spinea nella chiesa di Santa Bertilla. Immenso lo sconforto e lo sgomento delle due comunità, quella di Spinea dove Gregorio era nato e cresciuto, con l'amministrazione comunale che si unisce all'immenso dolore della famiglia. Dobbiamo veramente anche come amministrazione fare una riflessione soprattutto su quando succedono queste cose, perché una vita spezzata di un giovane ragazzo di 17 anni assolutamente non doveva accadere una cosa del genere. Dolore anche a Chirignago Zellarino, luogo della tragedia dove Gregorio aveva frequentato le medie dai Salesiani prima di iscriversi alle superiori ad un istituto professionale a Milano. Oggi c'è stata la consegna proprio all'Istituto dei Salesiani delle borse di studio e hanno commemorato la tragedia che è successa a Gregorio con un minuto di silenzio. Lì presente c'era la mia consigliera delegata Elisa Bracceschi ed è stato un momento difficile, tragico. Tragedia allo Scafo Club di Mestre, muore annegato sul lavoro papà di 49 anni di Dese. Era padre di 2 figli, Alessandro Brunello, trasportatore acqueo di Dese di 49 anni, morto annegato durante il turno di lavoro per cause al vaglio dei vigili del fuoco dello Spisal. La tragedia è mercoledì pomeriggio scorso, quando alle 14:30, mentre stava percorrendo il Canal Salso presso lo Scafo Club di via Paganella a Mestre, durante l'operazione di carico e scarico delle merci dalla barca, è caduto in acqua. Forse a causa di un malore o per una disattenzione, non si sa. A stabilirlo le perizie della procura. A nulla sono serviti diversi tentativi dei colleghi di prestargli immediato soccorso, tentando prima di portarlo in salvo dentro la barca, nonostante le difficoltà dovute alle basse temperature della laguna, poi di rianimarlo, ma lui purtroppo non respirava già più. Immediata la chiamata di aiuto degli stessi colleghi alle forze dell'ordine, con l'arrivo anche dei carabinieri del SUEM 118.
Si tratta del primo incidente mortale sul lavoro da inizio anno a Venezia. L'ira del sindacato: inaccettabile continuare a morire sul posto di lavoro. Continuiamo a dire è che non si mette al centro la tutela della vita dei lavoratori, che gli investimenti in salute e sicurezza non sono una priorità. Se non cambiamo paradigma, se non mettiamo al centro la tutela di chi lavora, se non diciamo che per lavorare bisogna essere in sicurezza, bisogna essere garantiti, che salvaguardare la vita in questo sistema produttivo è la prima cosa da fare, noi continueremo ad essere una delle province in cima alla classifica drammatica di infortuni e di morti sul lavoro. Sicurezza per chi lavora al mercato a Mestre, lo chiede l'associazione di categoria dopo l'accoltellamento lieve, fortunatamente, di un commerciante che inseguiva un ladro al mercato di via Fapanni. Questo mese un altro commerciante era stato preso a pugni. Ci mettiamo il nostro, come a Mestre in via Piave, ci stiamo mettendo il nostro per riportare la gente in una via persa di Mestre e chiediamo lo stesso identico rispetto. Poter lavorare in sicurezza dovrebbe essere una condizione assodata, ma dopo l'accoltellamento fortunatamente lieve di un collega che si era lanciato all'inseguimento di un ladro al mercato di via Fapanni a Mestre, Gilberto Marcolin, presidente di Goia, gruppo organizzato indipendenti ambulanti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, arriverà in città a chiederlo personalmente al Comune di Venezia e per estensione al governo italiano. L'unico problema di questo governo è fare i bandi Bolkestein. Noi chiediamo sicurezza, la possibilità di poter lavorare. Chiediamo continuamente incontri con presidenti di regione, sottosegretario Bitonci, ministro D'Urso. Non abbiamo risposte. Tanto noi siamo quelli che lavorano in strada e possiamo continuare tranquillamente, secondo loro, a lavorare in strada. Tanto abbiamo le ruote e quindi non abbiamo problemi. Ci stiamo stancando, veramente. Il ferito è un commerciante che si era lanciato all'inseguimento di un 22enne di nazionalità marocchina senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, poi fermato e denunciato dai carabinieri per rapina aggravata e lesioni. Aveva portato via un registratore di cassa. Tra coloro che sono accorsi per primi anche l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. Il mercato, fatalità, il giorno che è successo ieri, c'era anche un'operazione in corso della polizia municipale con i controlli dei mercati. Quindi mi viene da dire che queste persone si sentono impunite perché con la polizia presente a fare lo stesso una rapina significa che queste persone veramente pensano che qui in Italia si possa fare di tutto. Marcolin ha chiesto un incontro urgente col sindaco Luigi Brugnaro e gli assessori competenti. A Mestre c'è stato un episodio simile circa una settimana, al massimo 2, adesso non ricordo bene, sempre di mercoledì, dove un altro signore dell'est Europa, mi sembra che sia, ha preso a pugni un nostro collega italiano perché non voleva dargli la merce al prezzo che pretendeva lui. Sono 2 episodi in un mese, non va bene. Continua la mobilitazione per chiedere libertà e diritti per Alberto Trentini, il cooperante del Lido di Venezia che si trova in stato di arresto dal 15 novembre in Venezuela. Per lui anche la voce e la vicinanza della Conferenza Episcopale Italiana. Per chiedere libertà e diritti per Alberto Trentini, il cooperante del Lido di Venezia arrestato in Venezuela lo scorso 15 novembre, lì ancora bloccato mentre stava partecipando a una missione umanitaria con un'organizzazione non governativa, è intervenuto ai nostri microfoni il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, da sempre uomo di pace e di dialogo anche a livello internazionale, molto vicino a Papa Francesco. L'appello è giunto a margine di un incontro nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. Speriamo che si risolva presto e che si trovino i modi. Qualche volta non dare notizie in alcuni casi è meglio, nel senso che può permettere i contatti necessari. Quindi ci auguriamo che possa tornare presto a casa. La sua è una voce davvero autorevole. I familiari non hanno più notizie di Alberto dal 15 novembre scorso. Il cardinale Zuppi, in questa fase, regge questo silenzio con tanta speranza e a nome dei vescovi italiani ha assicurato fin da subito vicinanza alla famiglia e sostegno con la preghiera per ottenere la liberazione di Alberto.
Domani, 31 gennaio, la mobilitazione degli amici di Alberto si sposterà alle 15:30 in piazza San Marco a Venezia con un'iniziativa pubblica organizzata appunto dal coordinamento degli amici, del 45enne e dell'associazione Articolo 21, sempre in sintonia con la famiglia. L'altro giorno a Mestre tutti i consiglieri comunali di Venezia sono scesi in piazza davanti alla sede di via Palazzo del municipio per chiedere che Alberto Trentini possa tornare al più presto a casa. La Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, ha lanciato un appello. La petizione, lanciata sulla piattaforma online change.org, ha raggiunto già le 41.000 adesioni e dalla terrazza di Casa Trentini, in via Paoluccio Anafelto, al Lido di Venezia, è stato esposto uno striscione per la liberazione di Alberto. Tutti qui, a partire dai genitori Ezio e Armanda, aspettano a casa Alberto. 5 sì per il nostro futuro è la scritta apparsa sullo striscione collocato sul ponte di Rialto durante un flash mob degli studenti universitari e medi per promuovere il sì ai prossimi referendum, in particolare contro il lavoro precario e per la sicurezza sul posto di lavoro. Siamo scesi in piazza per dire sì ai referendum sul lavoro e sulla cittadinanza che andranno al voto tra maggio e giugno di quest'anno. Siamo qui per dire che noi come studenti e studentesse universitari e studenti medi vogliamo continuare a lottare per i diritti dei nostri compagni e compagne che viviamo ogni giorno, che vivono in questo paese da anni senza aver riconosciuta la cittadinanza italiana. Siamo qui per dire che vogliamo un lavoro tutelato e un lavoro sicuro. Sostengono che non si può più tollerare un mondo del lavoro segnato da precarietà, ingiustizie e mancanza di sicurezza, che è inaccettabile che ancora oggi ci siano giovani cittadini a cui viene negata la cittadinanza italiana. Per questo la rete degli studenti medi del Veneto e dell'Unione degli Universitari di Venezia, Padova e Verona hanno calato uno striscione dal ponte di Rialto con la scritta 5 sì per il nostro futuro in vista dei prossimi referendum. Il mondo del lavoro in Italia è sempre più lasciato a se stesso. Non abbiamo tutele, non abbiamo diritti. È per questo che con questi referendum, riuscendo a reintrodurre l'articolo 18 o a reintrodurre le responsabilità degli appaltanti, riusciremo a dare all'Italia un futuro migliore per le prossime generazioni che si affacceranno al mondo del lavoro. Allo stesso tempo, davanti a diverse scuole di tutto il Veneto sono comparsi striscioni, cartelloni e fotomob riguardo l'importanza dei 5 sì ai referendum. In quanto studenti delle superiori non veniamo quasi mai informati di questi fatti ed è per questo che vogliamo avere una sensibilizzazione migliore riguardo al referendum, perché è una questione che riguarda noi, il nostro futuro e il nostro futuro lavoro, perché ciò che noi vogliamo è un futuro in cui un lavoro non sia precario e sia tutelato. Dalle bollette alle rette di case di riposo e asili, il carovita sta diventando sempre più drammatico per un numero crescente di famiglie venete. Il Movimento 5 Stelle chiede alla Regione un cambio di passo sulle politiche sociali. Il caro vita è esorbitante, al giorno d'oggi parliamo di rincari in tutti i settori, quindi dagli alimentari alle bollette della luce e del gas, i carburanti, le rette dell'asilo nido e le rette nelle RSA, quindi oggi per una famiglia che ha 2 figli a carico e un familiare in una RSA si parla di 2.000 euro in più all'anno. Una terapia d'urto per le politiche sociali venete. Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale, lo chiede attraverso una lettera diretta al presidente Zaia ed una serie di proposte rivolte alla Giunta, come ad esempio un contributo straordinario per le bollette e le spese mediche, di fronte ad una situazione che sta diventando drammatica per un numero crescente di famiglie. La classica risposta che noi abbiamo sempre dato come minoranza è: mettete l'addizionale IRPEF sui redditi superiori a 50.000 euro, quindi andiamo a toccare una fetta esigua della popolazione veneta. Con poche centinaia di euro si possono risolvere tante problematiche relative alle famiglie e alle persone in difficoltà, quindi si ricaverebbero all'incirca 100 milioni di euro che andrebbero a beneficio di RSA, asili nido, quindi anche per aumentare la natalità. Effettivamente anche questo è un grosso problema. C'è poi la riforma delle IPAB. Assieme a Sicilia e Calabria, il Veneto è l'unica regione italiana a non averla ancora realizzata. E poi la situazione delle RSA. Abbiamo 10.000 anziani non autosufficienti che attendono di entrare in queste strutture. I fortunati che entrano sono persone che hanno bisogno di cure intense,
e se hanno bisogno di cure intense ovviamente ha bisogno di una assistenza più forte. Ma se c'è carenza del personale in tutte le RSA. Un'altra proposta del Movimento 5 Stelle alla Regione Veneto è la convocazione della Commissione per la tutela dei consumatori, degli utenti e il contenimento dei prezzi al consumo. Proprio sulle case di riposo, dal Codacons, il coordinamento delle associazioni per i diritti degli utenti e dei consumatori, ricordano peraltro che le leggi esistono, ma che non tutti le conoscono. La compartecipazione al costo della retta deve essere calcolata sull'ISEE dell'anziano, nessun comune lo fa. Perché poi il comune che deve mettere la differenza, ma guardate che più del 50% degli ospiti in questo momento in casa di riposo, se lo sapesse e se lo applica, avrebbe dai 100 ai 200 e più euro di risparmio al mese. L'assessore alle politiche educative Laura Besio fa il punto sulla situazione dei diversi istituti scolastici comprensivi nel territorio comunale di Venezia. Molte le novità in arrivo. Nonostante per l'anno scolastico 2025-2026 da Stradario ci sia un solo nuovo iscritto, Isola di Sant'Erasmo a Venezia avrà anche a settembre la sua prima elementare con la formula della pluriclasse. È questa una delle tante novità annunciata dall'assessore comunale alle politiche educative Laura Besio dopo aver incontrato tutti i dirigenti scolastici del territorio. 10 su 18 sono nuovi. Siamo a gennaio e a ridosso delle iscrizioni che partiranno la settimana prossima è stato quello della partenza delle classi prime. Penso solamente a Sant'Erasmo, dove anche quest'anno, nonostante ci sia un solo iscritto da Stradario, comunque il comune ha già confermato, anche la dirigente nuova, la volontà di mantenere in vita, e quindi anche con uno sforzo economico importante, il plesso nell'isola. Tra i dirigenti scolastici arrivati, tante novità e un record. Penso alle isole Murano, Burano, Sant'Erasmo, con l'istituto comprensivo Ugo Foscolo che ha avuto sempre reggenze, dove approda finalmente un dirigente di ruolo, ma penso anche alla terraferma, all'istituto comprensivo Leonardo da Vinci, che negli ultimi anni ha scontato il cambio di ben 6 dirigenti. Inizio d'anno perciò all'insegna dei cambi di vertice, ma anche delle presentazioni. Ho proceduto a un primo giro conoscitivo, una prima conoscenza di persona, non solo per augurare un buon lavoro a queste persone, ma soprattutto per un primo scambio pratico di informazioni utilissime e preziose per chi di primissimo insediamento arriva in una realtà, quella veneziana, tanto bella, tanto straordinaria, quanto articolata e delicata. Dalle isole alla terraferma. All'attenzione per esempio c'è oggi Villa Medico, una bella realtà di primaria a Zelarino che l'anno scorso è riuscita a partire, quest'anno ci auguriamo accada altrettanto, peraltro una delle poche primarie ancora a modulo in terraferma. Era il 29 gennaio 1996 quando le fiamme bruciarono a Venezia il Gran Teatro La Fenice, una data tragica, indelebile, rimasta scolpita nel cuore di tutti i veneziani e non solo. Ecco una testimonianza da chi ha seguito anche tutto il processo. Era il 29 gennaio 1996 quando le fiamme divorarono ferocemente il Gran Teatro La Fenice a Venezia. Sono passati 29 anni da quel giorno e notti drammatiche, saranno 30 nel 2026, che divorarono un simbolo della città e del mondo, poi ricostruito mirabilmente nel 2003. L'avvocato Francesco Mario D'Elia era lì quella notte e ne ha seguito da legale difensore di una delle parti in causa tutto il processo conseguente. L'incendio del teatro La Fenice, dove ho difeso il portiere Gilberto Paggiaro, che in un primo momento, essendo lui presente all'interno del teatro alle 21 di sera, era stato ritenuto colui che aveva dato fuoco al teatro La Fenice. Sono 3 processi che hanno avuto un significato, hanno inciso sulla vita di Venezia. L'avvocato D'Elia è stato premiato dalla Camera Penale veneziana per i 45 anni di onorata attività che ha attraversato alcune delle pagine storiche più significative degli ultimi decenni, un importante riconoscimento alla carriera. La Camera Penale veneziana, dopo 45 anni di professione, conferisce ai propri associati un'osella d'oro, eccola qua, ne sono stato orgoglioso. Sempre in merito all'incendio al Teatro La Fenice ho portato la cravatta che io ogni anno, per tutto il corso del processo, per tutte le udienze,
ho indossato. È una cravatta che richiama, se voi potete vedere nel centro, Teatro La Fenice, l'incendio. Infine, sempre attuale, la sua battaglia per l'autonomia. La solita battaglia è quella di ottenere e di darmi da fare per ottenere l'autonomia di Venezia, e se è possibile stiamo studiando la possibilità di ottenere l'autonomia comunale del Lido e di Pellestrina, che sarebbe un grosso passo in avanti a tutela della specificità di queste due isole che hanno diritto ad essere amministrate autonomamente. Venezia come la vedi? Venezia la vedo male, peggiora. Non ha risolto i problemi del turismo, non ha risolto i problemi degli accessi dei turisti che rendono impossibile la vita, la trasformazione di tutte le attività commerciali. Siamo in chiusura, io vi ringrazio per averci seguiti e vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Buona serata.